Ottava e conclusiva corsa dall'Arcoveggio, un doppio chilometro per cavalli di 3 anni, sono 10 dietro l'autostart, 1 LJ, 2 Ekar Alor, 3 Elisir Life, 4 MNL, 5 Enterprise S, 6 Elite GSO, seconda linea 7 Elomar, 8 Evanti Spritz, 9 England AS. Favori in chiusura per MNL numero 4 Antonio Di Nardo. Stacco della macchina con in lotta Elisir Life ed MNL, con MNL che insiste e in poche battute passa a condurre nei confronti di Elisir Life. Terza posizione per LJ, poi Ekar Alor e tutti gli altri. Se ne vanno i primi 200 metri di gara in 15:1 con il favorito al comando MNL. Femmina guidata da Antonio Di Nardo, che continua a guidare con un paio di lunghezze di margine. Su Elisir Life, poi LJ, percorsi esterni è rimasto invece Enterprise AS nelle posizioni di retroguardia. Vediamo Embaiador. Tanto se ne vanno tranquilli i primi 600 di gara in 48:4. Non succede nulla praticamente, c'è LJ che cerca di avanzare a sua volta all'esterno, intanto c'è l'attacco che viene però sventato dalla leader. Numero 2 è Caralor, squalificato. LJ però riesce ad accodarsi in seconda posizione, a farsi spazio proprio alle spalle di MNL. In terza c'è Elisir Life e via via gli altri. 1:18:2 per i primi 1000 metri di gara. Secondo passaggio davanti alle tribune, c'è stato intanto lo numero 10 England AS squalificato. E anche quella di England AS. Siamo a 800 dalla conclusione con Eminel che continua a guidare tranquillamente. All'esterno ora prova a proporsi Elite GSO che si trascina Evanti Spritz e quindi Embaiador. Sempre Emenel comunque a condurre a 500 dal palo. In scia LJ, nessuno degli altri riesce a progredire sull'accelerazione della battistrada che spara ora un 14:8 e affronta nettamente al comando la curva conclusiva. In seconda posizione si mantiene LJ, dalla coda prova a muovere Embaiador. Intanto ha fatto il vuoto Emenel che ha preso 5 lunghezze di margine su LJ e in arrivo si isola ancora più per vincere da dominatore, mentre la lotta per il secondo posto vede a centropista Embaiador conquistare la miglior piazza davanti a Elisir Life. 1:16:6 sul doppio chilometro con un 29:2 a chiudere dopo un 33 di penultimo quarto, e questo è il poker di Antonio Di Nardo che chiude così la giornata all'Arcoveggio. In sediolo a MNL, training Gennaro Casillo per il signor Franco Duva. È tutto per questo convegno di corsa dell'ippodromo Arcoveggio. Vi ricordo il prossimo appuntamento per venerdì 2 giugno con il Gran Premio della Repubblica.